Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuovissima avventura del 2023 che in realtà è una sorta di replica delle dirette che facevamo già su Twitch. Ciao amici di Archiosarabus, ciao Martino, come stai? Ciao a tutti, ciao Marco. Bene, dai. Dai. Sì, come dicevi, è un'esperienza che Però- abbiamo fatto l'anno scorso su Twitch, quindi un po', dai, magari non siamo alle prime armi, dai, magari abbiamo fatto le prime che abbiamo fatte. Credo che sia migliorata anche la parte, insomma, della velocità di streaming. Vabbè, incrociamo le Ci- dita. La Incrociamo le prima è... dita. Salutiamo già le persone che stanno dentro, sperando che ci auguriamo che aumenti il numero di persone, ma questa qui è la prima, quindi fate girare e condividete la live, vedrete così ci facciamo una bella chiacchierata e così sia. Allora, Vabbè, intanto io e- direi che spieghiamo, no? Queste live praticamente saranno una volta alla settimana, il giovedì alle 21, con l'obiettivo di raccontare un po' tutto il lavoro che ha fatto Archiosarabus in questi anni e quindi, oltre diciamo, ai risultati che stiamo ottenendo, raccontare anche il territorio, quindi far vedere poi quello che abbiamo scoperto, documentato, diciamo tutto il lavoro che stiamo mettendo anche sui social da ormai qualche anno a questa parte. esatto, Oggi. insomma, una sorta di, come dire, di approfondimento dei documentari che trovate sui nostri canali, ecco. Anche per poter farci delle domande. Sarà interessante, ad esempio, se voi conoscete altri siti dove che noi possiamo arrivare e aiutarvi a risistemare i siti, ma di questo ne parleremo insomma durante la nostra diretta così sia. Direi quindi di fare anche adesso Martino è il vero ideatore di Archiosarabus, io sono un aggiunto e ormai socio amico di Tino, e insieme agli altri anche dell'associazione Limens Sarabus GR, insomma ci stiamo dando da fare pesantemente, spero che sia gradita a tutti questa cosa. Però cosa fa Archiosarabus? Vabbè, Archiosarabus è nato, diciamo l'idea era quella di mio Adriano, ciao Adri, anche lui socio, sostenitore anche fisicamente, visto che viene a aiutarci. Allora, Archiosarabus è nato con l'obiettivo un po' di aggiornare il censimento sui siti archeologici del Sarrabus, un censimento che era fermo agli anni 80, un censimento fatto da Roberto Olledda, quindi un po' aggiornarlo, infatti il nostro cuore, aggiornarlo, cercare di capire un po' se c'era qualcosa che Roberto si era dimenticato e soprattutto, visto i mezzi diciamo tecnologici che ci sono oggi e che non c'erano allora, cercare un po' di divulgare in maniera approfondita e capillare questi siti. Quindi una volta che abbiamo fatto il censimento, poi abbiamo iniziato a fotografarli, a fare dei video, a pubblicare diciamo, queste testimonianze sui social, cercando un po' di avvicinare le persone alla nostra storia, perché comunque noi abbiamo un territorio che ha vocazione marittima, quindi il turismo è specializzato più sul mare e quindi l'idea era anche quello di un po' allargare gli orizzonti della proposta anche turistica, ma non in secondo piano anche l'idea di portare a conoscenza dei nostri stessi concittadini tutte le meraviglie che ci sono nascoste sotto questi grandi cespugli di lentisco. Mamma mia, cespugli di lentisco, fossero solo quelli, caro mio. E muore un Lo sai, rue. io quello che odio di più in assoluto, perché tutto l'anno fanno male, che cos'è? L'asparagina. Ragazzi, l'asparagina Pensa di Dio. sa di dire, però posso dirti, è meno diffusa. Cioè, l'asparagina è ovunque, Ovunque, che sia. universale. Sì, 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 credo che sia il re indiscusso del Sarrabus, ma anche della Sardegna in generale. Per tutti gli amanti dei raccoglitori del Susparao, cioè degli asparagi, insomma. Magari è Eh, esatto, nei siti archeologici no. Eh, sarebbe meglio che non ci fossero, però sai cos'è? Passi da un bel sito, ti vedi un bel sito come può essere qualsiasi del Sarrabus e ti prendi anche il Susparao.
al di fuori delle pietre, però, maledetta sparagina. Comunque, cosa stiamo facendo attualmente? Diverse cose. È stata un'estate, secondo me, abbastanza importante. Sì. E abbiamo fatto tante cose insieme. Purtroppo, come tutte le belle cose, finiscono abbastanza in fretta. È anche abbastanza male. eh, Vabbè, speriamo vabbè. che ci sia un lieto fine. Adesso, sai, siamo aumentati anche con gli spettatori, tutti quelli nuovi che sono entrati. Adesso questa è una nuova esperienza su Facebook. Speriamo di dare Che su maggior... YouTube. su YouTube purtroppo non andiamo in diretta oggi. Ah, ok, vabbè. Per poter andare Sì. in diretta su YouTube tocca Ah, sganciare il magari. male. Ok. Vabbè, dai, se raggiungiamo, diciamo, dei buoni risultati, vi prometto che anche su YouTube ci sarà la diretta. Però per adesso ringraziamo le persone che ci stanno seguendo e mettono mi piace al nostro live. Dai. Comunque dicevamo di questi 3 mesi passati così, però io e Martino e gli altri ragazzi ci abbiamo dato dentro, sia col drone, sia con le camminate, sia dal punto di vista intellettuale, insomma, è stato un bel impegno. Sì, sì. Vuoi dare un'aggiunta a quelle cose, alle cose che facciamo o partiamo così con un excursus fotografico di quello che abbiamo No, fatto? dai, partiamo allora con un po' di fotografie e poi magari più avanti continuiamo perché poi il progetto, una volta che è stato fatto questo censimento, il progetto si è sviluppato, è passato a una seconda fase che è quella della divulgazione e che è molto molto importante anche quella e magari ne parliamo dopo. Dai, facciamogli vedere un po' di immagini Sì, sì. così li teniamo un po' interessati, dai. Ciao Salutiamo. Katia. Ciao. Ciao. Grazie per aver commentato la nostra diretta. Allora, condivido subito. Eccoci qua. Allora, Ah, allora questo qui questa inizio io, poi fa parte di uno magari dei... fa parte di una delle attività che facciamo ed è stata una polizia archeologica del Verde di un sito archeologico del Gerrei. Bello così, iniziamo invece fuori dal territorio, ma in realtà non è fuori dal territorio, vero Martino? Esatto. Perché noi insomma facciamo parte di un'associazione che si chiama l'Immensa Gerrei, ma soprattutto abbiamo anche dei ragazzi che cosa? Ciao Andre, grande, e dei Ciao ragazzi che Andre. fanno parte di Archeo Gerrei, che è Alessio principalmente, ma anche Lorenzo, ma Alessio è più attivo. E, questa era a Scalaplano, a Scalaplano Raghe Perdalonga. Scorro ancora avanti un po' con le immagini ed ecco qua. Sì, perché vabbè, questo un po' anticipa anche quello che magari avremmo voluto dire dopo. Un'evoluzione del progetto di Archeo Sarabus è stato quello di iniziare delle campagne di pulizia dal verde dei siti. Quindi queste giornate di pulizia archeologica le abbiamo chiamate, che ormai sono diventate 17-18. Marco, quante sono che ne abbiamo fatto? Credo che stiano Mi sfiorando sembra il 20, il perché comunque 20. abbiamo fatto anche Quindi 20 siti. dei doppioni, abbiamo doppiato Basoro, abbiamo Basolo, doppiato Porto Virasto, insomma, ci abbiamo fatto diversi passaggi e poi abbiamo questo qua, ad esempio, a noi non ci viene da contarlo, invece in realtà l'abbiamo fatto, e anche a Borcei, che ve Sì, lo abbiamo vedrete dopo. collaborato anche a Burcei, esatto, con la pulizia, che è un modo che, oltre che per tenere i siti puliti, è un modo anche per cercare di avvicinare la cittadinanza ai siti archeologici, no? Perché un concetto che noi vogliamo, diciamo che passasse, che vogliamo esprimere con queste giornate, è quello che poi la responsabilità della protezione, no? Della difesa dei nostri siti, secondo noi, deve partire prima da noi, dal cittadino. Cioè, se il cittadino è disinteressato, eh, cioè è inutile E che noi quindi, stiamo magari a aspettare che lo faccia qualcun altro. Dobbiamo essere noi primi a dare esempi positivi, perché con questi esempi positivi poi diciamo, c'è una reazione che è quella che stiamo vedendo, no? Con questo format che sta uscendo anche dal Sarrabus,
e sta, diciamo, interessando sempre più persone, sempre più comuni. E quindi ecco, questo... Sei pronta alla domanda? Allora, Rodolfo ci chiede questo. Leggi tu, Martì, e rispondi. Organizzate una passeggiata nuragica con sosta culinaria. Allora, noi no, però ci sono dei gruppi che stanno iniziando a farlo qua nel nostro territorio. E quindi, cioè, se Però, interessa... no, assolutamente, se interessa noi vi diamo i contatti, eccetera, però volevo ricordare che ad esempio per la raccolta fondi per la pulizia di Basoro noi abbiamo fatto una camminata nuragica, archeologica, e magari lo riproporremo con le nostre guide ambientaliste. Sì, 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 vabbè, però è stato, diciamo, aveva una finalità, quella di raccogliere Sporadico, i soldi esatto. per fare la pulizia di Basoro. Però dici che Però non, dal non punto, facciamo? scusa, che dal punto di vista culinario però direi che le pulizie, insomma, oh, Finiscono purtroppo tutte con una picchettata, sì, è vero, picche- una mangiata, picche- sì, picchettata e embriaghiere, cioè non è vero, non si può dire embriaghiere, si può dire più o embriaghiere, meno, si può chi dire. più chi meno. Chi più chi meno, chi è più amante e chi è meno amante. Insomma, dai, ci salutano quelli che stanno Ciao entrando Arni, adesso benvenuta. in diretta. Però, ad esempio, andando avanti con la fotografia, è anche un modo di conoscere le persone del posto, persone che magari non hai mai Esatto, incontrato e sentire la loro storia, perché queste pietre, ad esempio, i Sperdas Longas, no? Queste qua che vediamo dietro, lui ci raccontava che lì faceva il formaggio, sì, che ok? avevano le Dentro pecore lì questa vicino, proprio lì, pascolavano lì e facevano il formaggio lì dentro, ma poi è una storia interessantissima. Salutiamo il signor Ghezzi e sì. troverete anche dei diversi spunti, anzi di spunti, esperienza della pulizia, dei suoi racconti fantastici su TikTok. No, poi ha Però, raccontato anche Marco un aneddoto molto, cioè che voglio dire, è importante che giri questo aneddoto, no? Che è una cosa che tutti sanno, che però poi e magari si fa sempre finta di non saperlo, no? Che è il motivo per cui molti dei nuraghi sono distrutti. Perché lui ci ha assolutamente. raccontato che si ricorda questi nuraghi alti, interi, cioè non interi ovviamente, però con queste mura alte, imponenti, e che poi dice che qualcuno le ha buttati giù a picco per cercare i tesori nascosti. Quindi ecco, a volte Esatto. si cercano magari dei motivazioni lontane per cui questi nuraghi sono caduti e poi alla fine magari il nostro vicino di casa è caduto con, A con la scorrovare. dinamite, capito? Sì, no, no, chiaro, ma lo sai una cosa che ci ha fatto i complimenti la professoressa De Palmas, il fatto che noi facendo questo lavoro e facendo in modo che siano visibili determinati siti, aumentando la frequenza delle persone che passano, persone comuni che vanno a godersi il sito, proteggiamo il sito stesso. Certo, se il sito viene visitato una volta all'anno da una singola persona, il sito non è protetto, quello è certo. Però, Sì, sì. ad esempio, logicamente noi abbiamo fatto anche dei documentari su dei siti che non abbiamo svelato assolutamente dove stanno. Perché Dove comunque c'erano stanno. situazioni delicate sì, che ancora non era... Esatto, ma un sito come può essere Basoro, più È lì a gente fianco ci alla passa strada. meglio è. Esatto, ma poi quest'estate ogni volta che passavo 3-4 persone, sempre, sempre 3-4 persone e mi rende orgoglioso, perché noi comunque la pulizia l'abbiamo fatta, anche grazie a Adriano che si è spaccato anche lui la schiena e bruciato benzina. Assolutamente. Allora, vediamo un po' andando avanti cosa abbiamo fatto oltre questa pulizia. Ci ha portato a visitare sempre il signor Ghezzi il nuraghe Fumia, che non sta distantissimo dalla- da quel nuraghe. E vedete che dall'alto questo sembra un nuraghe di tutto interesse, con un vano Con il vano a scala scala, sì. è il vano centrale con diverse nicchie. Però presto, se guardate nei social vedrete il documentario completo. Oggi non abbiamo tantissimo tempo, le live le faremo durare un'ora, se ci sono tanti interventi magari qualcosina
qualcosina di più e vado avanti con Sì. questo nuraghe. Vabbè, Ecco, poi oggi sono diciamo generica di presentazione, le prossime saranno specifiche, quindi avranno un tema specifico, quindi assolutamente. Logicamente noi magari promuoveremo più il documentario sul nuraghe di Quira, la cui foto vedete qua davanti a voi, Castello. perché abbiamo creato un documentario, c'erano tutti i ragazzi insieme a Martino, hanno creato il documentario Sì, questo è su il cosa. castello di Quirra, il castello medievale di Quirra, il resti, quello che resta del castello di Quirra. È del cuoricino. Bellissimo, esatto. Sì, ma Sì, che poi guarda, questo è un sito molto, molto, a me, diciamo... no, no, Martino, continua a parlare, però sto indicando, guardate un po'. Ah, No, nel senso, guardate ok, pensavo... che no, quello che scenario. dicevo è che questo sito... diciamo, mi sta molto a cuore perché sorge su una collina dove ci sono tantissime testimonianze di varie epoche. Sul Monte del Castello di Quirra c'è il medievale, c'è il romano, hanno trovato giù delle tombe romane, c'è la tomba paleocristiana, ci sono tre nuraghi, ci sono le grotte dove hanno trovato resti dell'età del bronzo, cioè C'è la storia, c'è la talmente storia tanta roba è la lì storia. che è un parco proprio, sì, sì, Sarebbe esatto. da fare un Lì c'è la parco. storia del Sarrabus. Esatto. Sì. Eh, cosa ti ricorda invece questo? Perché c'avevi la mano così? Che succede? Scrappingio? Perché Prurito? qui praticamente avevo un giorno durante le mie, diciamo, passeggiate in solitudine, ho trovato un artefatto, cioè un manufatto, diciamo, e, e volevo portare Marco a vederlo. E quindi sono andato lì tranquillissimo. Marco, guarda, ti porto, mi ricordo benissimo la strada, e C'ho il invece non me la so GPS, ricordare. c'ho il punto GPS. C'ho il punto GPS, ho dovuto andare 2 volte a cercarlo perché era talmente infilato in questa fitta foresta che non siamo, la prima volta non sono riuscito a trovarlo, ecco. E la seconda volta invece, guardate qua, Eh? in, in Della... adora- Eccolo là. in adorazione inginocchiato, addirittura proprio vai, una sorta di preghiera laica nei confronti del menhir, di questo perticone lungo Perché ma questo non è, diciamo, fallico. in un punto dove non... è un punto dove no, cioè, è inusuale, ecco. Perché è un sito, tra l'altro non è neanche censito, cioè non è censito pieno, ed è un sito romano, quindi mi ha curiosito trovare questa Infatti cosa di, qua. infatti di questa cosa qua non abbiamo dato nessun tipo di indicazione, ecco, eh. Mm, siamo rimasti proprio sul vago. Vi abbiamo mostrato quello che c'è, perché in una diretta abbiamo fatto vedere tutta la parte romana, punica, che c'è lì in zona, ma non abbiamo detto dove sta, proprio perché è un sito da tutelare proprio, che non si deve sapere. Anche perché in realtà una volta noi ce le abbiamo beccate le persone, ne abbiamo anche già raccontato Esatto. questo, che stavano scappando. Fortunatamente le abbiamo fatte, Martino le ha fatte scappare, ecco. Diciamo così. Continuiamo avanti. E questo cosa ti ricorda? Questo è un altro sito bellissimo che cioè, a me fa venire la pelle d'oca, sono salito già 4-5 volte, anche questo è il sito non censito, è un sito che presenta una delle caratteristiche, diciamo, diffuse qua nel nostro territorio, poi io parlo del nostro, non so degli altri, quindi dico del nostro, che sono i resti di fusione primaria dei metalli. Ci sono tantissimi siti che hanno questi resti più diciamo da una parte che è da valutare, ci sono circa una ventina di taffoni, di grotticelle con segni di muratura all'ingresso e coci, diciamo ci sono frammenti di ceramiche
Ma ed è una zona, cioè una cosa pazzesca, un sito strepitoso. sempre questo non abbiamo dato un coso, non abbiamo dato nessun tipo di indicazione. Ma sveliamo l'arcano. In che giorno è stato fatto questo Questa era documentario? Ferragosto, era messa. Era il modo di passare il Ferragosto di due reietti dell'archeologia sarda, ecco, di due appassionati reietti che scappano dalla famiglia per andare a coso. Vabbè, non mi devo lavorare. Lo so, anch'io, però vabbè, a quell'ora, insomma, noi con la calura del 15 di agosto di quest'anno, io mi sono altamente divertito, figurati, mi sono pure, guardate Infilato. che fine ho fatto, Sì, perché cesso, qua cesso. questo praticamente questo è bellissimo perché è un grande del punto interrogo. Questo perché qui sotto c'è praticamente un ambiente che quanto sarà 5-6 metri di Esatto, diametro. sì, sì, sicuramente in profondità erano più di 5 metri. Ma se guardate il documentario, perché questo c'è su YouTube, se lo guardate riuscite a capire molto meglio, ma c'è tanta sabbia all'interno di queste grotte. Quindi, Sì, sì, però, sono per coperte di vedere, terra. per vedere cosa facciamo il 15 di agosto, Isabella Vini, Zaccabaon, va bene così. Ok, vediamo cosa. Andiamo avanti. Riconosci dalla pietra? Se riesci a Questo riconoscere. assolutamente sì, lo sai che Marco li conosco tutti quanti a uno. Eh, questo, mo lo sbaglio, questo è Tersilia, Leggi il commento di Andrea. il Addirittura laserone, c'è esatto. gente che si ricorda il coso, anche le stronzate che dico. Quindi Diciamo. un applauso al laserone di Andrea. Sì, questo è Tersila, Questo è Nuraghe assolutamente. Tersilia ed è uno dei tanti nuraghi che ci sono qua nella zona, praticamente a ridosso del mare, qualcuno addirittura dentro il mare, vedi che Capoferrato o Monteturno, per esempio. Anche questo è molto bello, è un nuraghe complesso, Sì, ma dove sta? che Ma dove sta sto nuraghe? Questo lo possiamo dire, praticamente anzi, spiaggia Costa l'abbiamo. Rei, certo. Esatto. C'è Sta il vicino sito a questo. Scoglio di Peppino, in pratica, più o meno. Siamo lì, Lo scoglio di zona Peppino, veramente, sì. Questo veramente raga, è una disabitata. caratteristica unica, è un unicum in Sardegna perché qualche cretino ha pensato bene di valorizzarne una parte Aspetta, clonandola Martì, però tu sei troppo connesso con me da quel punto di vista. Però aspetta, volevo dire una cosa, Ok, guarda, a mo' di cioè, Giacobbo. credo che anche Katia abbia studiato, eh. Si ricorda anche lei la cosa. Dai, Marco, stai attento, eh. Sì, vieni, Marco. Esatto. Ed ecco qua, vedi. Esatto. La seconda foto che ho selezionato è proprio questa. Cioè, questo è quello che facciamo, cioè permettiamo di fare. Sono solo pietre? Non sono solo pietre, ecco, diciamo così. Però, Sì. Sì, questo cioè, l'hanno colorato con delle bombolette spray, hanno disegnato tutte le pietre, poi vabbè il tempo diciamo renderà giustizia a riportare le cose allo stato naturale, però diciamo non è non lo so chi l'ha pensato, se è un ragazzo, un uomo giovane, un uscire, cioè, però lì c'è il campeggio vicino, non lo so. Vabbè, quando l'ho visto la prima volta mi si è crepato il cuore proprio. diciamo che i nostri avi facevano meraviglie, noi facciamo meravigliose O poi defecazioni, dicono che ecco. fossero intonaccati, Bracking House, magari l'ha riportata all'originale. Ah, te immagini, erano così sicuro, eh. Attento. Comunque questo sito è a ridosso, do anche un'altra informazione, è a ridosso di una censita fortezza punica, quindi testimonia anche diciamo, il riutilizzo di quest'area. Poi lì vicino ci sono tante altre cose Sì, lascia interessanti, c'è la stare. cava romana. Faremo sicuramente degli interventi. Siamo già a 25 Sì, minuti, tanto buona. Degli sì, sì, interventi poi specifici su questo, anche specifici. perché io vorrei raccontare una cosa che non abbiamo mai raccontato. Fammi un segno di assenso se ti ricorda qualcosa. Certo che me lo ricordo.
Ok, per adesso ragazzi ci sarà forse una sorpresa, forse. Dai, dai, dai. Vedete il mare, cioè noi cosa stiamo dicendo? Cioè, Sì, c'è sì, è poco sulla da dire. spiaggia praticamente. Ci passano sotto decine di migliaia di persone che ogni anno e Esatto, non sanno. Questo qui è Corritta. esatto. Ho fatto passare, guardate, a 60 centimetri la faccia di Martino e volevo ricordare sta meravigliosa foto così di quel momento, come dire, quasi romantico. Eh, Stai facendo le aspetta, sopracciglia. eia. Vedi, c'è da C'è da pulire pulire tutte le so. tutto. Ragazzi, non ma meglio stare zitti, però un po' alla volta ce la stiamo facendo, dai. Andiamo avanti, Corrita, Allora, ragazzi, è un amore, si può Corritta dire che è è un amore. Corritta è pazzesco, cioè, a parte che la struttura è stranissima, perché ci sono queste torri incastrate l'una nell'altra ed è anche difficile un po'. Allora, intanto la base è questo roccione di granito che è stato semilavorato, diciamo, per ospitare questa struttura. Quindi diciamo che ci sono dei punti crollati con coperti di terra e dei punti che invece sono proprio appoggiati sulla roccia viva. Quindi è anche difficilissimo E nel leggerlo. nel documentario ti ho detto basta Martino girare perché altrimenti le torri non finiscono più effettivamente. Oh. Boh, boh, Sì, ma boh. sembra quasi che non ci siano spazi interni tra, diciamo, tra le varie torri, capito? Io penso tipo a un Mm, cortile interno, un corridoio. Sembrano proprio vabbè. tutte addossate l'una sull'altra. Sì, Eh, assolutamente. eh, Logicamente, perdonatemi se non siamo super specifici sui nuraghi, sui singoli nuraghi, ma oggi è proprio ci stiamo salutando, ci stiamo conoscendo. Tiriamo dritto perché il documentario ho dovuto tagliare almeno 20 minuti, eh. è rientrato nel Almeno film. 20 minuti è rientrato, sì, ho visto la scena. Magari riesci qualche sproposito. Eh, diciamo così, vabbè, dai. Cosa ti ricorda questo? Sì, questo posto è incredibile. Allora, questo mi ricorda Nuraghe Ribrotto, che è un nuraghe che non è censito, che ci è stato indicato da un pastore che diciamo, lo vide lì in quella zona. Il giorno stava facendo delle riprese con il drone, si è avvicinato. Ascolta, ma visto che c'è questa aggeggio su Barco Ingegno, c'è un nuraghe che non è censito, non è segnalato e che tra l'altro diciamo, non è una struttura gigantesca, ma era un nuraghe complesso, si vede che c'erano più di una torre e ne rimane Mhm. anche una buona parte, Sì, no. quindi molto interessante. E lì Ecco, vicino c'è. per rimanere in coso, esatto, là subito, per rimanere in argomento di culinaria, Esatto, vedete, Susoiano, no, esatto. non sprechiamo mai il tempo, cioè non deve passare una giornata di archeologia insieme, di compagnia, con un buon e lauto pasto conclusivo, ecco, diciamo così. E ne approfitto per salutare i nostri, anzi, conoscete, adesso vi presentiamo la squadra. Abbiamo Fabio Cancedda alla sinistra, su presidenti, Danilo Danilo Melis, Melis, l'unico uomo Federico. che non beve tra di noi, che ha la faccia da ubriaco, Federico, su Meride Domu, che guarda, ha detto, perché io so, aveva detto una cavolata a Federico, secondo me, e Gabriele Conte, insomma, che ci ha ospitato e lo ringraziamo, aveva questa faccia qua. Poi abbiamo il nostro futuro archeologo, number 2, Uno perché dei due. Mm-mm. uno dei due, Alessio Congiu, vabbè, ci sei lui, Sugroff,
il professore GH il Silvi, secondo futuro archeologo, o forse dire il primo, e lui è secondo già me. professore. Esatto, E è me Marco. medesimo, proprio io, ecco qua. Vediamo il Rio Drotto dall'alto, così non si riesce manco a capire tanto la vegetazione. Immaginate, passaggio con un drone veloce, senza fare particolari cose, non è che si veda niente. Devi sapere più o meno Sì, il sì. punto. È C'è, diciamo, questa torre. uno dei nostri follower ci ha segnalato che c'è la seconda torre dalla parte opposta del San Rio. Ragazzi, però porca miseria, non mi ha dato più risposta, mannaggia. Guarda, quello sono veramente curioso. Quindi se voi avete qualche suggerimento, scriveteci, commentate, fate quello che volete. C'è tutti i sistemi. Mandatemi un WhatsApp e questa è la vista. E qua ti ho dovuto bloccare, anzi, io mi sono rifiutato di mettere i punti in mappa perché Sì, perché da qua si quanti siti. vedono, non so se voi cominciate tutta la lista da qua, però no, no, però sono almeno, allora, secondo me superano i 30, tra i 30 e 40 se Sì, ne vedono da qua. pazzesco. E Sì, chissà quanti non ne conosciamo, perché in sì. realtà dietro ce ne sarebbero altri. Sì, 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 Mazza. poi vabbè, da destra e sinistra si sale molto il numero, però diciamo così, in questa fotografia, sì, io una quarantina li vedo, tra una cosa e Voi l'altra, sì. vediamo 30, 35. voi li vedete, commentate. Sì, Riuscite a siamo sopra lì al coso, si vede sicuramente il golfo di Muravet, insomma. questo Ed è, è la foce della Picocca, quindi qui c'è Feragi, questo è il lungomare di Ferace. Feragi, si vedono le lagune, sì. San Priamo, sul Qua, monte di San Priamo, già sul monte di San Priamo Monteferro. ce ne sono 5. Vabbè, dai, andiamo avanti che altrimenti. Vediamo quanto sei. Questo è Monte Ida. Vedi, hai studiato. Anche tu hai studiato. Sono 6 anni che li sto studiando. Dovete sapere che io non ho fatto vedere le immagini che ho selezionato per le slide di oggi, quindi Martino sta mandando come una sorta di sorpresa che per voi, anche per lui, però vabbè, lui ha studiato, lui ha studiato. Sì, Monte Ida, che non si capisce perché si chiama Monte Ida, però Sì, perché è il praticamente documentario. è su una cima e non c'è possibilità tutto intorno di... Tra l'altro ci sono queste straordinarie opere d'arte della natura. No, la foto Eh, non rende la dimensione, la foto è niente, cioè il cioè video un è lo tronco 1,5 stesso, metri di diametro. definibili. E questo E, invece, che cos'è? e questo è Marco quando siamo arrivati Bruncumau. Questo è Bruncumau, allora, praticamente questo è un sito che non è censito, tanto può cambiare. Allora, così perché ogni volta diciamo un sito non censito. Diciamo che in questi anni abbiamo aggiunto ai censimenti ufficiali, abbiamo aggiunto circa, mi sembra che siamo arrivati a 82 nuraghi, sto parlando solo di nuraghi, ai censimenti. Allora, Domus de Gianas in zona, conosciute? No, conosciute, però non mi stupirebbe se ne trovasse, perché la zona, allora, c'è un punto che secondo me è molto favorevole, diciamo, alla realizzazione. Vabbè, comunque, Eh, ufficialmente non ce ne sono, no? Non ne abbiamo mai trovato, non ce l'hanno no, mai segnalato. bisogna capire se lei intendesse proprio nella zona lì di San Priamo, insomma, quella zona lì, o intendesse nel Sarrabus in generale. No, vabbè, nel Sarabus sì ce ne sono, sì, sì, non Se volete tantissime, c'è però anche ce un ne sono. coso, c'è un video che fa vedere tutte le foto delle Janas, delle Domus de Janas, quindi in più dovremmo incrementare un Aggiungerne, po' anche, sì. sì, incrementare anche la documentazione video, quello sì, assolutamente. E vado Questo avanti con. praticamente, no, volevo raccontare un po' questa cosa qui, è un sito che ci ha segnalato il padrone di casa, i padroni di casa ha un sito che a cui ci tengono particolarmente, è nel loro terreno, e quindi mi hanno chiamato l'anno scorso, e poi siamo tornati con Marco quest'anno. È un sito che è particolare perché secondo me è stato utilizzato in due epoche diverse, cioè ci sono
diciamo sono due collinette, una a fianco all'altro, in una ci sono i resti di un nuraghe, è chiarissimo, nell'altro invece c'è questa struttura che fa pensare una cosa, Arcana. penso, poi non abbiamo diciamo, le competenze per metterci a fare ipotesi, però diciamo che come è strutturata la zona sembra prenuragico, quindi mi ha incuriosito Yes. per quello. Sì, il documentario c'è. Questi qui c'è un documentario. Questi sono praticamente dei muri che sono stati... vabbè, questo qui è Piscina al Re. Ragazzi, allora io per riuscire a fare questo documentario c'è solo quest'estate, non sto parlando di altre estati. Ho impiegato, 4-5 volte sei andato, non so. no, di più. Sono andato 7 volte per riuscire a finirlo. Aspetta, no, intendeva nel Sarrabus. Allora, Nel nel Sarrabus Sarrabus, sì, sì, ce ne sono, le domus degenerate del Sarrabus sono, diciamo, non sono come quelle del nord Sardegna, quindi con queste stanze grandi a forma quadrangolare, sono tonde, con la doppia cella, antecella e cella, in alcune si vede anche, diciamo, il corridoio rituale. Sono ah, quasi ma, tutte singole, tranne quelle di San Vito, che lì ce ne sono tre, una vicino all'altra. poi, sentiamo, poi. No, e poi che cosa? No, non lo so. Ah Io no, volevo dire che single sono film. Single singole, PPK, sì, singole, ma se vedrete, scolpite. andando avanti ne faremo vedere una. Ho Quindi. già capito, quella con i graffi. E poi vabbè. Vabbè, in pratica questi menhir che sono censiti e disegnati in LED, c'è tutto una... Mamma mia, c'ho ancora i graffi. C'ho ancora i Sì, sono graffi riportati completamente, all'esterno. sono praticamente non si possono visitare, cioè Speriamo talmente fitta la... di darvi novità al più presto di questo. Perdonami Martino, mi ci stanno un po' accavallando le voci, perdonami. Allora, Sì, perché mi arrivi un po' tardi, capito? Quindi, allora, questa è una bella gita che avete fatto, io non c'ero, a Villa Simius. neanch'io. Esatto, sempre all'inizio dell'anno c'è allora. Così scorriamo in fretta perché tanto c'è il documentario, ma io non l'ho visto mai di persona. Questo, Questo è il le terme. museo, le terme, scusatemi, le terme romane, il museo archeologico di Villa Simius, molto bello, e che racchiude la storia della zona di Villa Simius, e poi La la tomba dei tomba giganti. dei giganti, di cui c'è il documentario, però io non ci sono mai stato, ci sono stati i ragazzi della Limen, i soci. Sì, sì, soci. Andiamo avanti, non ci Questa è fase di soffermiamo. scavo, hanno fatto una campagna di scavo anche qualche anno fa. E questo è il nuraghe, E che, allora, diciamo, che fa parte del sito della la tomba, era diciamo, il luogo di sepoltura di chi viveva ecco, in in questo nuraghe qua che sta sì, veramente questo nella chissà quale vicinanza. villaggio. Yes. E vabbè. Pacman, Pac-Man? qua siete a quarto. No, Maracalagonis. Maracalagonis. Però non è quello l'importante. Giuseppe l'ha definito il Sarrabus Campidano, siamo in confine, è confine. Questa è comunque a livello geologico ancora Sarrabus. Geograficamente sì, è considerato Sarrabus ancora. È Sarrabus. Infatti poi racchiude le cose, le caratteristiche dei nostri nuraghi, cioè utilizzano gli affioramenti rocciosi per costruire la struttura. Vabbè, è molto in alto, scenario pazzesco, si vede tutto il Golfo degli Angeli in questa foto, e qua c'è ancora l'architrave e l'apertura dell'ingresso. Eh, eh. Guardate quanto è grande, cioè, guardate come utilizzavano gli affioramenti rocciosi, i nuragici. E invece è questo. Oh Marco, è questo. È Questo è questo quello che che avete cos'è? ritrovato voi, io non l'ho mai visto. Questo è Marco Esatto, ma io... Mesi. È il Marco Melis, il nuraga è Marco Melis. Eh, Non lo io stavo non l'ho mai definendo visto. così. Ma Questo è neanch'io Marco l'ho mai visto. Mesi. Questo qui, eravamo a Sugugudu, siamo andati con Giuseppe a vedere Sugugudu, e ho detto, vabbè, mo ci faccio un bel coso, ci faccio un giretto col drone. Porca miseria.
Dico, ma Giuseppe, secondo te che cos'è? Cioè, e ci siamo andati poi a piedi, passeggiata fantastica, ma impossibile, ed è impossibile arrivarci. Questa è una Da qua, vegetazione. diciamo, da questo, gli Questa è la ultimi 10 strada. metri. Guardate, questa è la strada, c'è San Riu e poi c'è il dirupo, non si passa, zero, cioè proprio non puoi passare, è vietata dalla natura. La natura ti ha detto, lì non ci passi. E probabilmente E vabbè, fa allora, andare con il macete. insomma, dipende. Vabbè, dai, Vabbè, andiamo questa è la avanti. Montenay, questa è la bandiera di Montenay. Eia. Perché questo? Perché ho scoperto sempre cioè scoperto, poi almeno riscoperto un insediamento dietro Montenay. Cioè, questa è una delle testimonianze che, insomma la gente ci abitava, Sì, capito? ecco E queste qua, sono le storie. Io da capannetta. questo, esatto, io ho visto questo qui col drone e ho detto, beh, mi sembra un po' strano. E da lì ci sono dei muraglioni bellissimi, veramente belli. Anche questo qua non si capisce la dimensione, gigante. È molto grande questa pietra. E il muro continua. Sembra molto Bruncummalo, con questi muraglioni così. Ah, ok. Altissimo, cioè veramente mi superava di un bel po', di qualche centimetro, non di un bel po'. Andiamo avanti. Queste sono le dronate, le passeggiate così mie nel territorio di Castiadas. Questo cosa ve lo dico a Vabbè, questo fare? che da Calapira, sì. Calassinzias dovrebbe essere, no? Lui Questo è è, o Sinzias, Nuragena. no, no, questo è Sinzias 2, Sinzias, giusto? Sinzias 2, 2, ok. con queste pietre che logicamente, vedete, non poteva passare inosservata alla mia vista di falco, adoratore dei buchi. Eh, e questo invece è un orario che secondo me vale la pena farci un documentario con i controfiocchi, Martino. Cos'è? Macciamone Prossimamente, questo? esatto. Che non ne ho sbagliato neanche uno. Adesso no. Ci passo io, intendevo al nuraghetto nuovo, al nuraghetto Marco Mentis. Ci Adri, ci passo. volessi contare, te lo lucida il posto. Ma che no, autostrada per il Archio-Sarrebus. Allora, bellissimo nuraghe, c'è ancora all'ingresso con architrave, vedete con finestrella di scarico, architrave, bella grande, paesaggio mm, veramente bellissimo. E vado avanti. Questo invece lo sbagli, secondo me. Questo inizia, Non Marco, ce, mi sta mettendo in difficoltà, questo non ce perché mi la dà fai. l'idea di... Eh? Non ce la fai questo, eh. Aspetta, dai, ti aiuto. Ti ha aiutato? Qua si vede Saverde Super Vari. Vediamo? Ti Allora, ho dato un Saverde indizio Super Bari, grande. da dietro questo ho capito qual è coso, dalla parte di Costa Rei, non me lo ricordo il Esatto. nome. Minchia, non Tu mi ricordo il nome. come lo descriveresti? Guarda com'è. Non è piccolo, eh. Non è piccolo. Vabbè, si vede sicuramente una torre. E poi c'è qua a fianco questo muro a Cozzau, che non so se è tipo un bastione, però poi è difficile da leggere questo qua. E come si chiama? Dicevo, Ridroscia? ma che no, no, no. Non No, è piccolo. Ti ho dato un'indicazione enorme. Non è piccolo. Potete rispondere anche sulla chat. Se non è piccolo, Mannu, ora che è Mannu. esatto. Mm-mm. O Frapponti. Frapponti in Mannu? No, Frapponti è dall'altra No, parte, fra Ponti Mannu. è qua. Dovrebbe essere questo. Esatto. E che si chiama Frapponti in Mannu lo stesso. Mm-mm. E questo qui Ok. effettivamente non è piccolo, cioè è grande di dimensioni, Scallaudo. Allora, perché questo nuraghe per me è interessante? Se tu metti la foto che c'era prima, Marco, io ho una ipotesi che voglio, diciamo, verificare. Qua in questo vallone, da una parte e dall'altra, nelle colline che ci sono, diciamo, adiacenti a questo vallone, ci sono dei nuraghi in queste punte. Quindi ho pensato che potesse esserci praticamente una strada qua, che portava, che praticamente sale su e poi torna, Marco, a Bronco A Sobredi, Bronco Monteliuro. Brailloi, no, giù, Giordi, che ricollega lì. Ah, dove abbiamo trovato una probabile Domus de Janus.
Sì, un taffone, dai, Ok, per un adesso. tappone, sì. Diciamo così, quello è certo. Questo invece? Inizia, qua siamo nella zona di di Nurajedo, come si chiama? Montijedo, com'è? Dai, te la do buona. Monticello, questo è Monticello. Montijedo, esatto. Questo qui è bello, questo è bello. Ragazzi, adesso poi con i proprietari chiederemo il permesso di poter passare per poterlo Pulì. vedere di persona. Pulire Tra non lo l'altro qua so. giù, un po' più avanti, ne abbiamo pulito uno che sono l'astino, esatto, che si Si vede ve- anche da qua, che con, diciamo, la passione dei proprietari che ci hanno invitato e ci hanno dato una grossa mano, e poi l'avevano illuminato, avevano messo dei fari per illuminarlo, così dalla Certo. strada, quando si Raccontiamola passa, si vede dalla strada. questa storia. Raccontiamola, è fondamentale questa storia. Sì, sì, niente, semplicemente i proprietari del fondo dove c'è questo nuraghe, ci conosciamo, abbiamo confidenze, quindi niente, è nata questa cosa. Ho chiesto se c'era la possibilità di fargli la pulizia, che era un sogno che avevano, diciamo, la famiglia da anni. E quindi abbiamo organizzato questa giornata di pulizia. Tra l'altro il giorno aveva piovuto, avevamo pulito lo stesso. Eh, e quindi una volta pulito, un giorno, lui non ci aveva detto nulla, un giorno praticamente mi manda le foto sul telefono di questo nuraghe illuminato di notte, hanno pensato di mettere dei fari con i pannellini solari, quindi la notte si illumina, ed è praticamente a bordo strada, Calassinzias, quindi chi Calasinza, va si vede dalla spiaggia. si Cioè, tu vede dalla immagina che spiaggia, sì. bello, quanto era bello. E indovinate cosa è successo? E questa qui è la storia da raccontare e metterla proprio, mettergli una croce così grande, più grande anzi. Dante Pura, hanno rubato le luci. Hanno Ecco, rubato le cose, le questa, luci, è vero, sì, sì. esatto. Pensavo volevi mettere una croce sopra il nuraghe, no, perché No, lì no, non sì, c'è, ce così. ne sono molti con la croce, quello. No, 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 il fatto di mettere la croce che è stato perché questa qui è un atto peggio quasi del coso, no, peggio di quelli che hanno imbrattato, no, però è comunque da codardi e Sì. da gente veramente di brutta Ma anche perché caratura, sono ecco. affarieti che compri da Bricoman, cioè voglio dire, non vai manco sa bene di andare a rubarli. Sì, anche perché Vabbè. comunque, vabbè, dai, è Sì, meglio star zitto. Allora, questo se non è l'uno è l'altro, quindi questo è Macione? No. no, boh. Questo, allora, questo siamo a, aspetta, fammi capire dove siamo. Questo è Montenai. Ho capito, questo qui ho capito qual è. L'hai Eh, detto prima, l'hai detto, l'hai detto. coso? Marco, No, sto no, invecchiando. no. Nuragedo, eh? Non acedo che sta sempre nel comune di Nuragedo, Castello. Logicamente sì. tutti e due lavoravamo qua vicino, io durante le pause svolazzavo, diciamo così. Diciamo così. Ok, questo ragazzi, ci sono andato anche di persona qua, ecco, questo non è solo dronata, ma questo qua secondo me è un gioiellino, perché siamo nel parco de Sacquagallenti, Setti Brarisi alla fine, Quindi voi immaginate all'interno Sì, forse io non li ho visti. Mm-mm. alla riserva regionale abbiamo questo nuraghe che è complesso, grande, con diverse torri, bastioni, cioè più bastioni sembrano, però comunque non è una torre, non è una torre semplice assolutamente, con vista bellissima, ma un contesto naturalistico fantastico, che è in mezzo alla vegetazione, al bosco. Ogni tanto ci passa qualche cervo, io li ho visti proprio lì anche mentre stavo camminando verso il nuraghe, c'era ancora un po' di acqua nel fiumiciattolo, beccato subito. Guardate, è veramente un bel muro, molto interessante, ti devo portare. Sì, sì. Allora, qua ci sono diversi aspetti Oh, da questo considerare. è Sadiria. Sadiria.
che del modo de diria non ci n'è plus. Cioè, Sì. questo è uno dei risultati del fuoco che ha bruciato, dell'incendio che ha bruciato Costa Rey. Che si guarda... Vedete la desolazione di Smaug, o degli stronzi, decidete, date voi il nome. Questo è un uraghe, un proto-nuraghe dovrebbe Sì, essere, sì, insomma, sì. l'ho visto un uraghe a corridoio, ecco. Però allora Si vede hai che... fatto delle foto dall'alto, che poi me ne stavo sfogliando qualche giorno fa, e ci sono delle panoramiche un po' dall'alto dove si vedono circoli di pietre, di ipotetiche capanne, che non avevo mai visto perché prima, vabbè, con la vegetazione era anche difficile entrarci. Qua rimane veramente poco. C'è una cosa E curiosa poi... perché più avanti, su questo crinale, praticamente, tu prosegui verso nord, c'è un muro che parte da qua e prosegue, arrivando in un altro sito dove c'è questo pietrone gigantesco di granito, sopra c'è il resto di un nuraghe e sotto c'è un tafone, come se, come quelli che abbiamo visto prima, quindi Mhm. sembra una sepoltura, sembra strano, sepoltura oppure... No, lo sai che ho fatto uno sbaglio, non ho messo le foto Sergio, della allora, Domus nel de Sarabus Janes. ne abbiamo contatti circa 300. No, di più. È un, Di nuraghi forse, sto 300. parlando solo di Ah, Nuraghi. Secondo me il lavoro che si deve fare è sceglierne qualcuno rappresentativo, perché comunque cioè, è denari. Sono degli assolutamente. investimenti, a parte che voglio dire, nelle proprietà private diventa anche difficile poi gestire l'accesso delle persone anche per questioni di sicurezza, perché ci sono dei siti che sono pericolosissimi. A volte noi ci Mm. mettiamo anche lo scrupolo di mettere foto e video perché magari vanno qualcuno, cioè sono veramente in posizioni anche pericolose. Comunque ci ringrazia per il lavoro che stiamo facendo. Bisognerebbe Grazie a sceglierne un voi paio e va. Grazie per averci Sergio. per Tra l'altro Sergio ci sostenerci. segue da Berlino. Assolutamente. Addirittura. È uno, Allora, è uno di quelli lo sai cosa che mettono nelle statistiche, ci mettono Germania. è l'uno di lui. Poi un'altra domanda è questa: avete trovato anche dei reperti o solo coci? Cosa intende? Allora, reperti diciamo importanti no, perché comunque noi cioè, non tocchiamo Non nulla. scaviamo, ma Abbiamo non trovato scaviamo diciamo neanche. dei... No, no, ma assolutamente, ma cioè, non ci mettiamo neanche a frugare pietre, quindi a meno che non sia proprio in superficie, ma boh, non so, è difficile. Cose interessanti sì, però sono sempre diciamo pezzi di, di, Coach. sì, vabbè, di cose, sì, diciamo di attrezzi, Esatto. sì. Adesso guardate, Però, faccio rivedere. ripeto, non Allora, questo che vedete invece è una Domus de Janas. Questa è questa stata è Saddomo de Gianas de Sinferro. adesso in ferro, adesso Modesso, insomma, siamo lì. È stata censita da poco, grazie all'intervento anche di un altro gruppo che fa più o meno quello che facciamo noi, ma in maniera diversa. Si trova, guardate già qua così alla distanza cosa si vede, si trova proprio vicino a Sommo del Sorco, ecco. E andremo magari un giorno a fare un coso, un documentario anche su questo. Sì, sì, Ma sì, non intero, vasellame sì, però non intero, sempre coci di vasi, ma anche tipo piedini, manici, queste cose qui è piena, sarà pieno. facciamo vedere qualcosa, vi faccio vedere qualcosa così. Pezzi anche di mazze. Diciamo di sì, diciamo di sì. Ogni tanto nei documentari si vedono, nei documentari non nascondiamo assolutamente quello che troviamo. Allora, ehm,
Sì, che poi Cosa lasciamo lì, possiamo perché fare? comunque Certo, è vedo importante sempre dopo. non toccare, perché poi si rischia Vediamo di qua dove si... sottrarre informazioni importanti. Esatto. Allora, Martino, io ho finito le foto e siamo già a 56 minuti, quindi nel frattempo che io cerco una foto, se vuoi dare qualche altra indicazione. Sì, sì. No, no, semmai, vabbè, come abbiamo detto all'inizio, no, ho lasciato, a parte che all'inizio ho lasciato un discorso a metà, che è quello relativo ai progetti che stiamo portando avanti adesso, oltre alle pulizie nuragiche di cui ho già parlato, abbiamo parlato, c'è un altro progetto che sta, diciamo, non sta partendo adesso perché, diciamo, noi ci stiamo già lavorando da un po', che è i sentieri primitivi del Sarrabus, quindi l'idea di creare dei percorsi, dei sentieri che passino nelle vicinanze dei siti archeologici, quindi recuperando vecchie strade di Degassa e vecchie carrarecce, e creare un cammino che parte da Villa Simius e arriva fino a Quirra, e il contrario, che con varie diramazioni, che dia la possibilità alle persone diciamo, di visitare questi posti, quelli almeno visitabili. Un altro progetto che adesso partirà quest'inverno, da cui diciamo, ci stiamo già lavorando da un bel po', è il progetto dei QR code, quindi comunque lungo questi sentieri verranno poi lasciati dei QR code che rimanderanno a tutte le informazioni che noi abbiamo caricato questi anni nei vari siti e social, quindi l'idea è quello che una persona che magari sta andando a visitare un sito lungo il sentiero ha la possibilità di informarsi e di arrivare con delle informazioni che gli diano la possibilità poi di leggere quello che vede con, diciamo, un occhio un po' più informato. Ok, volevo aggiungere delle cose che abbiamo fatto e presentare il nostro docufilm, il nostro film, e spero di darvi presto delle notizie. E quello che vediamo qua è un pezzo della punta di un'anfora, ad esempio. Sì. Trovato dove? In mezzo al bruciato di Costa Rey, su Salei. Per quanto riguarda questa cosa qua, se avete notizie, dateci notizie per quanto riguarda su Salei, se sapete qualcosa riguardante la zona di Piscina Rei, ma è chiamata attualmente i Bassagresia, se conoscete qualcosa, ma faremo credo una puntata solo su questo, per parlare di quel sito lì, assolutamente. Bene. Io direi che la nostra oretta di chiacchierata oggi ce la siamo fatto. Vi ringrazio Sì, veramente sì, tanto per averci seguito sì, e sì. averci mandato dei messaggi. Le cose Partire da dire dai più sono agibili, esatto. le Esatto, cose. Sergio, sì. Infatti Vedrete l'idea è che quella, in futuro anche perché poi speriamo di dare. Ok, parlo io. Speriamo di sì. darvi, di Marco, la darvi. prossima volta sarà specifico, giusto? Quindi avremo Esatto. Di darvi un delle spiegazioni ulteriori su quello che stiamo andando a fare, che se succederà sarà una figata totale. infatti eri E, parlato e non riuscivo a capire se ero io, se eri te. lo so, cercheremo di risolvere anche questa questione qua. E vi dicevo, la prossima volta faremo una puntata specifica su un sito, quindi rimanete connessi sui vari social. Vi ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie Martino, come al solito, per la compagnia. Vuoi salutare anche tu? Sì, 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 assolutamente. Ringrazio tutti per l'attenzione, per il fatto che comunque questo sostegno che noi riceviamo ormai da quando abbiamo iniziato a noi ci dà una forza grandissima per continuare. Sinceramente non me l'aspettavo, tutto questo interesse, e quindi sono molto, molto felice, ci dà la forza di continuare e ci vediamo allora giovedì prossimo a questo punto. Esatto, ci vediamo giovedì prossimo. Sigla? Ciao a tutti. Ciao amici di Archeo Salamos. Grazie, ciao a tutti, buonanotte.